Per fare il legno ci vuole l'albero, per lavorare il legno ci vuole Mercator, azienda specializzata nel settore del commercio di macchine utensili, impianti e attrezzature usate per la lavorazione del legno. 13.000 metri quadri da visitare, 2 magazzini con vasta scelta. Tutte le macchine proposte sono disponibili e visibili. Mercator, garanzia, professionalità, serietà a portata di mano. Il personale del comando dei Vigili del Fuoco di Udine, oltre ad aver inviato squadre di supporto al comando di Gorizia per l'incendio sul Carso, sta operando da 3 giorni in Varrese per un vasto incendio in una zona montuosa boscata. Nella giornata odierna sono impegnate le squadre del distaccamento di Tolmezzo e Cividale, che sono a presidio della statale Pontebana e di alcune abitazioni a Prato di Resia. Inoltre, assieme al personale del Corpo Forestale Regionale, dei volontari dell'antincendio boschivo della Protezione Civile, stanno bonificando alcuni focolai lungo le strade nelle parti raggiungibili del bosco. Importante il lavoro dei mezzi aerei che da 3 giorni stanno lanciando acqua sulla parte montuosa del bosco. Oltre agli elicotteri regionali si sono avvicendati gli elicotteri del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia e Bologna e sono intervenuti anche 2 Canadair del Corpo Nazionale. Tra le 8 e le 18 di oggi i Vigili del Fuoco di Udine hanno spento altri 3 incendi di vegetazione a Carlino, San Vito di Fagagna e nel Parco del Cormor a Udine. E sono proseguite per tutta la giornata odierna anche le operazioni di bonifica dell'incendio sul Carso tra Gorizia e Trieste. I pompieri, il Corpo Forestale Regionale e i volontari dell'antincendio boschivo hanno vigilato sull'intera zona incendiata sia dal cielo che da terra, spegnendo alcuni focolai residui. Anche le operazioni di lancio d'acqua da parte di Drago 71, l'elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia e degli elicotteri regionali sono proseguite per l'intera giornata. Dalla serata viene ridotta la presenza dei Vigili del Fuoco, rimane il posto di comando avanzato, coordinare le squadre di Gorizia e i moduli dell'antincendio boschivo di colonna mobile regionale dei comandi di Pordenone e Trieste. Rimane comunque alta l'attenzione per un incendio boschivo nel vicino territorio sloveno che in caso di cambio di direzione del vento potrebbe dirigersi verso il Carso goriziano. Anche la politica nel frattempo si muove perché il vicegovernatore con delega alla protezione civile, causa la sfavorevole congiuntura climatica in atto, ha firmato un decreto per un ulteriore impegno di spesa pari a 838.000 euro a carico del Fondo regionale per la protezione civile. Come ha spiegato Riccardo Riccardi, le condizioni atmosferiche continueranno a essere particolarmente favorevoli all'innesco di nuovi roghi anche per i prossimi giorni, con temperature che raggiungeranno e in certi casi supereranno i 40 gradi. Questa condizione determinerà la necessità di incrementare il numero di interventi per far fronte ai focolai. Da qui l'esigenza di rafforzare la presenza dei mezzi aerei con il concorso della provincia autonoma di Trento con un elicottero messo a disposizione della regione. E stando a notizie giunte in redazione, un piromane responsabile di più roghi sul Carso sia dalla parte slovena che in territorio italiano sarebbe stato fermato dalla polizia d'Oltrefontriera. Si fa sempre più concreta dunque l'ipotesi che dietro i roghi che hanno devastato la zona carsica possa esserci la mano umana. Comunque le indagini sono tuttora in corso. Andiamo a chiudere con i numeri del Covid. Su 7.736 test e tamponi sono state riscontrate 1.780 positività. Nel dettaglio 2.499 tamponi molecolari, 382 nuovi contagi, 5.237 i test rapidi antigenici, 1.398 i casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 284. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 3 persone. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.